Amici del futsal, ben ritrovati e soprattutto buon anno da Silvia Vinditti. Mentre al Pala Catania sono scattate le semifinali maschili della Supercoppa Air Italia, la Serie A Fables riparte con un appuntamento attesissimo, il derby d'Abruzzo tra Pescara e Ocasa Falconara. Praticamente un classico della disciplina tra due squadre che, viste le statistiche, potremmo definire gemelle. Entrambe seconde a 23 punti, entrambe con 39 gol realizzati, quasi uguali anche i numeri dei gol subiti, 12 contro 11, una rete di differenza che fa di quella marchigiana la miglior difesa generale. La legge del gol dell'ex difficilmente potrà fallire, considerati i numerosi incroci lungo l'Adriatica. Per il grande evento rientra Manieri, mentre mancheranno Ferrara, squalificata, e Belli, costretta ad un lungo stop per un brutto infortunio al gomito, e a lei in particolare, che è passata ora dietro la nostra postazione, va il nostro abbraccio. Le squadre si scambiano gli ultimi incoraggiamenti. Andiamo allora a leggere le formazioni. Per il Falconara di Giulia Domenichetti abbiamo con il numero 1 Anna Carolina Cagliari Sestari, numero 4 Giorgia Scoponi, numero 5 Silvia Praticò, il 6 è Lucia Gregori, 7 è Giorgia Ballardin, 9 Giorgia Pirro, 11 Aline Elpidio, 12 Rebecca Bordacchini, poi Leti Martin Cortes con il 14, 16 Isa Pereira, 19 Maria Francesca Gaspari e il 27 Gioia Pesaresi. Andiamo a leggere anche la formazione del Pescara dell'allenatrice Amparo, con il numero 21 Marica Mascia, con il numero 3 Aida Sciascio, il numero 4 Ludovica Coppari, il 5 Ersia D'Incecco il capitano, 7 Natalia Rozzo, 8 Chiara Di Sauro, 9 Jessica Manieri, 11 Alessia Discaro, 12 Gabi Vanelli, il 27 Alessia Valentino, 44 Tati, 99 Pato. Quasi tutto pronto per partire. Ricordiamo gli arbitri dell'incontro, che sono i signori Andrea Colombo di Modena, poi Alessandro Canizzaro di Ravenna, Gianluca Rutolo di Chieti al crono. Penultima giornata del girone di andata. Ma prima di iniziare con il match ci fermiamo un minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Aldo Agroppi, ex bandiera del Torino, allenatore e commentatore sportivo. Con un lungo applauso il pubblico del Paregopiano ha mandato un bacio lassù e adesso è davvero tutto pronto per iniziare. Sul parquet di gioco le formazioni: parte il Pescara con Mascia, poi Tati, Vanelli a destra, a sinistra Rozzo, terminale offensivo invece Pato. Dall'altra parte risponde il Falconara, che batterà il primo pallone con Sestari, poi Ballardini in difesa. Sulle fasce ci sono Aline Elpidio e Leti Martin Cortes, e davanti Isa Pereira. Fischietto in bocca, tutto pronto per iniziare. Partiti in questo momento, il passaggio all'indietro per Ballardin, Cortes, subito da Anna Sestari, una delle tantissime ex di questo match. Pallone buttato in avanti e subito recuperato da Mascia. Si fa sentire il pubblico presente in questa giornata che riapre la Serie A Fables, quella al femminile, che sta regalando grandissime emozioni. Prima della sosta natalizia, la vittoria della Futsal Week da parte del Bitonto, poi la gara del 29, il recupero della nona giornata, vinto dalla kick-off contro un Bitonto arrivato a San Donato Milanese con una formazione molto giovane, tante under in campo, quindi kick-off che rimane capolista. E adesso le due squadre che seguono a 23 punti. Tati, Vanelli, pressione di Ballardin a sinistra da Pato, che va a cercare Rozzo, si gira con il mancino, l'uscita di Anna Sestari insieme ad Elpidio, efficace nella copertura. 49 secondi trascorsi, calcio d'angolo e Sestari a lasciare il pallone a Tati. In area di rigore soltanto Rafa Pato
il controllo di Rozzo, su di lei subito Cortés, ancora Rozzo, le finte, portatagli indietro, ora Ballardin su Vanelli, Tati, le finte su Alina Elpidio, la conclusione con il mancino, secondo calcio d'angolo consecutivo da parte del Pescara. E ora il pubblico che si fa sentire è quello del Falconara, davvero caloroso nei confronti delle Citizens. Passaggio in avanti, Pato contro Isa Pereira, il duello è bellissimo, interviene anche Rozzo, ancora Pato, scambia con Rozzo, pallone in mezzo, la scivolata da parte di Ballardin e Elpidio. Qualche problema per Elpidio, il pallone che verrà buttato fuori, doppio intervento difensivo. Sia Elpidio che Ballardin si sono immolate per chiudere la triangolazione portata avanti da Pato e Rozzo in area di rigore. 1 minuto e 11 trascorso sul cronometro. Pato, intervistata dalla divisione calcio a 5, ha detto: la pausa è servita per avere un po' di riposo fisico e mentale, adesso siamo pronte per la partita e giocheremo anche per Federica Belli. Brutto infortunio al gomito per lei, la terrà fuori dai campi per un bel po'. Intanto pallone restituito da Vanelli al Falconara, che porta avanti il possesso con Isa Pereira, il mancino a cercare Ballardin lì davanti, chiusura con la spalla da parte di Vanelli. Dall'altra parte invece l'intervista è stata per Ana Sestari, 8 stagioni passate in biancazzurro, è proprio lei adesso a condurre il gioco. Ha detto: non sarà mai una partita come tutte le altre, squadra alla quale è rimasta legatissima. Ancora Sestari, che sta giocando come portiere di movimento, più di 20 gol realizzati in carriera dalla giocatrice di Progresso in Brasile. Intanto Tati, la porta è sguarnita, ci prova di prima, finisce fuori però il pallone. È sempre qui in Abruzzo che Sestari ha conosciuto Stefano Mammarella, 2 numeri 1, entrambi alla prima esperienza fuori regione. Da 2 anni Sestari veste la maglia del Falconara. Tati, Pato contro Cortés, Tati a sinistra per Vanelli contro Elpidio, se ne va sul mancino, la conclusione in diagonale paratissima di Sestari, Cortés butta fuori. 2 minuti 04 trascorsi, rimessa laterale per Tati, a distanza Ballardin, movimento in mezzo da parte di Pato, ferma tutto però Ballardin. Ancora Tati, stesso punto di battuta, molto vicina alla panchina del Falconara, o Casa Falconara, questo è il nuovo nome della società che fa capo al presidente Bramucci. Mascia in avanti per Pato, le finte, Ballardin la respinge all'indietro, Rozzo guadagna qualche metro, sale in copertura Elpidio, Pato contro Ballardin, a sinistra ancora per Rozzo che prova a saltare, Elpidio ci riesce, poi arriva Cortés, la gira ma è uscita Sestari. In anticipo su tutti Ballardin, Isa Pereira, giocatrice lusitana, proviene dal nord rispetto alla città di Porto, ormai un'istituzione per quanto riguarda il Falconara, anche vice capitano e protagonista negli ultimi Star Futsal. Intanto ha sbagliato la rimessa Tati, ma in realtà si è fermata Rozzo, un problema alla caviglia per lei, si è buttata a terra Natalia Rozzo, nessun contatto, era ferma però adesso è molto dolorante, interviene subito il medico per le cure del caso. Trascorsi 2 minuti e 47 qui al Palarigopiano, sempre 0-0. Intanto alle 3 si è già giocato un anticipo, quello tra Lazio e VIP, vittoria per 6-2 da parte della Lazio, che raggiunge quindi il Bitonto, che giocherà invece domani nel remake della finale scudetto, Supercoppa e Coppa Italia contro il Tiki Taka, un'altra delle partite più attese della penultima giornata, mentre la VIP rimane ferma a 10 punti. Penultima giornata significa che siamo davvero molto vicini a tutti i verdetti per quanto riguarda la Final 8. In 7 sono già dentro, parliamo di Kick-Off, Pescara, Falconara, Tiki Taka, Bitonto, Lazio, CMB.
un ultimo passo ancora da segnare, a giocarselo sono VIP, Molfetta, Verona e Cagliari. Ripartito il gioco e il pidio di prima per Praticò appena entrata, lascia scorrere però Tati, alle sue spalle Mascia che può rimettere in gioco. Sale un po' Locasa Falconara, Coppari, Vanelli, controllo con il mancino, Pato, ha cambiato atteggiamento Locasa da quando è entrata Praticò, più alto nella metà campo avversaria. 16:53 ancora da giocare. Noi vogliamo questa vittoria, l'urlo del pubblico dell'Locasa Falconara, mentre Isa Pereira scambia con Elpidio, fermata da Vanelli. In piedi sia Domenichetti che Amparo, che insieme hanno giocato e vinto con il Montesilvano. Intanto il taglio, bella l'illuminazione di Isa Pereira a cercare Praticò, pallone però leggermente lungo. Dicevamo delle stagioni vissute insieme da Domenichetti e Amparo, e anche un ricordo bellissimo che è quello della vittoria della Coppa Italia a Bari al Palaflorio. Intanto Praticò, c'è intanto un contatto tra Vanelli ed Elpidio, viene fischiato il fallo commesso da Vanelli sulla numero 11 delle marchigiane. Al cambio esce Ballardini ed entra Cortés. Anche lei ha disputato in Abruzzo le 2 ultime stagioni, esattamente con il Tiki Taka, con ottimi risultati, più di 30 gol in 62 presenze per una giocatrice che ha vinto tutto, anche la Champions con il Burela nel 2021 proprio contro il Montesilvano, allenato allora da Dudu Morgado a Lugo. Secondo posto vittoria del Burela per 6-0. Isa Pereira nel traffico sulla pressione, poi lo scambio buono con Praticò, le finte di Isa Pereira, la conclusione con il destro fino in fondo con il tentativo di collo che finisce però sui cartelloni pubblicitari. Coppari, Tati gira a destra per Capitano Incecco, compleanno tra poco per lei, il 10 gennaio, il 9 per Silvia Praticò. Tati in verticale, intercetta il pido, riparte velocemente Praticò, libera a sinistra, c'era Leti Cortés, riesce a tenere in campo il pallone Tati, poi la sterzata solita, apre tutto il campo di Incecco per Sciascio, anche lei è penetrata a destra, va con il mancino, la puntata che finisce però fuori di mezzo metro. Nonostante le assenze di Belli da una parte e Ferrara dall'altra, che ha incassato la squalifica contro la Dace Verona, la partita rimane su ritmi altissimi, una rotazione in meno, ma vanno a 3.000 da una parte e dall'altra. 15-15 fino all'intervallo, sempre 0-0. Mascia che rimette in gioco per Tati. Bella anche la partita che si sta disputando sugli spalti tra le 2 tifoserie, molto cariche, molto calde. Coppari va a calciare, incontra però il muro di Isa Pereira, la rimessa è della portoghese, se la prende un po' Coppari che ora però si rimette in posizione, battuta la rimessa, si gira bene Isa Pereira su Coppari, numero della 16 che va con il mancino, Mascia con il ginocchio e l'aiuto della mano, scatenata la numero 16 delle ospiti, oggi con la fascia di capitano. In mezzo Isa Pereira, Mascia che fa su il pallone, messo giù per Tati, indietreggia Praticò, che proprio da Tati ha imparato tantissimo quando hanno giocato insieme. Ha detto con me aveva grande pazienza, che sono cresciuta tanto, e proprio per la pazienza che le mie compagne di squadra hanno dimostrato nei miei confronti, nell'insegnarmi, nel farmi capire gli errori, che poi sono gli episodi che mi hanno fatto crescere di più. Intanto Ballardin prova il dribbling su Coppari fino in fondo, cerca di rimettere in mezzo, il pallone ancora sulla linea, poi con la puntata arrivava Cortés, si distende però Mascia e ferma l'azione offensiva dell'Locasa Falconara. Al cambio Tati rientra Vanelli, D'Incecco,
La trama delle biancazzurre parte da lei. Ora Vanelli che scambia con Sciascio, insegue il pallone Vanelli, lasciato poi a Coppari. Dincecco ancora, sovrapposizione di Sciascio, va da sola, numero 5 in mezzo, Pratico in anticipo su tutti. Poi Isa Pereira, pressione di Coppari, trova il varco giusto per Cortés che apre il campo per Ballardini, il controllo con il mancino, decentrata, la conclusione in diagonale, fuori non di molto. Contropiede quasi perfetto dell'Ocasa Falconara al minuto 6 e 18 secondi. Intanto il richiamo del direttore di gara alla panchina dell'Ocasa Falconara, anche se non abbiamo capito perché da qui. Vanelli, Sciascio, il controllo, ancora Vanelli a destra per Valentino, gira per Gabi Vanelli in mezzo, praticò con la spalla, anticipo buono, torna però su di lei Vanelli. Cortés, Ballardin contro Dincecco, le finte di Ballardin, doppio passo, l'aggancia Dincecco, non c'è fallo, si rialza Ballardin, è arrivata anche Cortés, cade ora Dincecco, una fase un po' confusa, non ci sono stati però falli, si continua a giocare. Sciascio ancora contro Ballardin, porta il pallone sul mancino, non riesce ad evitare il calcio d'angolo Ana Sestari. Una partita diversa per Ana non soltanto perché ha disputato qui 8 stagioni, ma anche perché sugli spalti c'è sua madre che per la seconda volta la vede giocare dal vivo, quindi emozione al quadrato per la numero 1. 12:59, calcio d'angolo per il Pescara. Dincecco all'indietro per Sciascio con il mancino, conclusione però murata da Isa Pereira. 12:55 all'intervallo. Pallone lasciato per Dincecco, può battere la rimessa, si avvicina a Vanelli, scambio con Dincecco, arriva in copertura Ballardin, ancora lei ne ha 2 addosso, trova un buon passaggio per Pratico, si distende davanti Isa Pereira che non riesce ad agganciare, lascia scorrere Valentino, sfuma l'azione di contropiede dell'Ocasa Falconara, è rientrata il Pidio al posto di Isa Pereira, dall'altra parte Rozzo che fortunatamente può proseguire, si era fermata per un dolore alla caviglia. Invece adesso regolarmente in campo dopo qualche minuto di ripresa. Vanelli contro Ballardini, velocità, non è finito il campo, è arrivata invece Sestari a chiudere tutto sul primo palo. Ballardin porta il pallone per vie orizzontali, Pratico da Cortés, ancora in orizzontale per il Pidio con l'esterno, anticipo netto da parte di Cortés su Sciascio, è tornata poi Vanelli. 12:08, 7:52 trascorsi, ancora il portiere in avanti, quindi Sestari con il pallone sotto la suola. Scorrono i secondi, tutto fermo da quelle parti, lasciano il tiro ma rimangono in guardia Vanelli e Sciascio. Pallone scaricato ora per Cortés, una soluzione questa del portiere usata anche per respirare un po'. Ballardin aggancia in area, porta il pallone sul mancino, la conclusione finisce fuori, ma c'è l'intervento provvidenziale da parte di Mascia. Si era liberata bene al tiro la numero 7 dell'Ocasa Falconara, che ora ha il pallone sotto il braccio e può battere il corner. Si stacca il Pidio, il pallone è proprio per lei, il lungo però irraggiungibile della numero 11. Vanelli va a dire qualcosa da imparo in panchina, indicazioni tattiche. Rozzo contro Cortés, le finte ancora di Rozzo, anche lei ha giocato con il Falconare, ha vinto addirittura la Champions nel 2022. La conclusione dritta per dritto, ferma tutto Sestari. 2022 un anno favoloso per le marchigiane, che hanno davvero vinto qualsiasi premio possibile anche nei Futsal Awards. E ricordiamo anche lo scudetto Under 19. Tra le protagoniste aveva proprio la giovanissima Silvia Praticò. Adesso Pato che è pronta a rientrare, c'è un nuovo striscione per lei sugli spalti del Palarigopiano. Un omaggio dei tifosi
a una giocatrice che dà sempre il 100%. Vanelli, va via Isa Pereira, va via anche Del Pidio, ancora Vanelli, la puntata, arriva Cortés all'ultimo secondo ed esulta perché è un intervento sicuramente decisivo, imprendibile. Vanelli sulla fascia, ne ha saltate due, poi il tiro con il mancino. Tati, altro corner, il primo dalla destra, Roso, il controllo, salta Cortés, va a calciare e trova il Pidio, fa densità il Falconara che ora prova ad uscire con Ballardini in avanti per Cortés, troppo lungo, esce Mascia, pallone che finisce direttamente sul tetto del Pala-Rigopiano e rimessa per l'Ocasa Falconara. Cortés, Isa Pereira di prima, troppo largo però per Ballardin, incoraggiamento da parte di Domenichetti. A colloquio Chiavaroli e Amparo per le ultime indicazioni in corso d'opera. Squadre che cambiano atteggiamento nel corso dei 40 minuti effettivi. Tati contro Ballardin, Vanelli, Rozzo, fronteggiata da El Pidio. Tati lascia per Vanelli che prova a saltare Ballardin sulla destra, arriva il raddoppio di Isa Pereira che con coraggio si oppone al tentativo in scivolata da parte di Gabi Vanelli. Già rialzata Isa Pereira, è tornata a comandare la difesa. Tati all'indietro, ricomincia addirittura da Mascia con i piedi, pallone direttamente tra le mani di Sestari. 10:05, pronta al cambio pratico al posto di Ballardin. Cortés in avanti per Isa Pereira che salta Pato, salta anche Rozzo, mantiene il pallone vivo, poi Tati che la butta fuori all'ultimo secondo. Azione strepitosa da parte di Isa Pereira in slalom sulla destra, saltate due delle sue ex compagne nell'impresa della vittoria della Champions. Cortés all'indietro, Praticò prova a saltare Pato, la conclusione di Praticò fermata, poi il pallone in mezzo controllato da Tati, in avanti con il mancino, con la testa Praticò, Rozzo fuori, rimessa ancora dell'Ocasa Falconara. È andato via il primo quarto di questo match, 11ª giornata, la prima del 2025, anche se ad aprire ufficialmente i giochi sono state Lazio e VIP alle 15. Sestari e il Pidio contro Pato, ancora il Pidio, torna da Sestari, un po' di spazio per lei, sistema il pallone, va a calciare Mascia con la manona, sventa tutto. Ha già segnato Ana Sestari contro il Pescara, che allora era Montesilvano, il derby dell'Adriatico giocato il 30 ottobre 2023 al Pala Badiali. Ha realizzato il gol del 3-2, finita poi 4-2. Intanto Di Inceco che prova a ripartire, inciampa per un attimo sul pallone, deve ritardare l'azione e chiama in causa Rozzo contro El Pidio e contro Cortés. Scarica allora ancora dal capitano a sinistra Tati, Pato, appoggio cercato per Tati con la punta, fermata bene dalla difesa dell'Ocasa Falconara. Cortés non vuole sprecare il pallone, lo regala poi ad El Pidio, recupera Tati in mezzo per Pato con la punta all'angolino, la sblocca Rafa Pato. 1-0 per il Pescara, 8:54 all'intervallo, l'abbraccio di Rafa ai sostenitori del Pescara al Pala Rigopiano, un gol realizzato con grande freddezza, azione elaborata e poi la puntata infallibile da parte della numero 99 biancazzurra. E c'è subito il time out, quindi un minuto di riposo anche per noi.
Concluso il time out, squadre mandate a un minuto di riposo subito dopo il gol di Pato che ha stappato questo big match. Una puntata con il destro ad incrociare, 8,54 all'intervallo, 1-0 il risultato. Pratico all'indietro per Isa Pereira, Balardin, pressione chiamata da parte del Pescara, recupera Vanelli solo per un attimo, ancora Balardin in mezzo, Pratico attaccata da 2, immediato recupero ancora una volta del Pescara, Dincecco, Tati con il mancino per Pato in mezzo di prima, era uno schema un po' arretrata però Dincecco, e poi alza il pollice per scusarsi verso la compagna. E il Pidio, spinte tra Isa Pereira e Dincecco, arriva inevitabile il fischio dell'arbitro che le richiama entrambe. Dincecco minimizza, dice stiamo giocando, infatti sono contatti insomma senza cattiveria, si sono spintonate le due ma niente di che. Comunque l'arbitro ha ritenuto giusto, opportuno richiamarle immediatamente così da evitare ulteriori contatti. Intanto Praticò, Balardin, pallone sporcato, arriva da Tati con il mancino, recupera ancora Balardin, pressata da Dincecco e ruba il pallone ma con un fallo, trattenuta ai danni della numero 7 dell'Ocasa Falconara. Dincecco allarga le braccia per dire non ho fatto nulla, stesso metro rispetto a poco fa quando ci sono state spinte per Isa Pereira. Dincecco dice stiamo giocando, l'arbitro però ha fischiato. Due falli commessi dal Pescara, 0 dall'Ocasa Falconara. Isa Pereira alza il pallone con il mancino, arriva da Pato che prova a saltare il Pidio, l'ultimo tocco è proprio della numero 11 Vanelli. Tati prova ad abbassare un po' il ritmo, Dincecco, Vanelli contro Praticò, blocco di Tati, Pato a sfidare Balardin, Dincecco allarga bene per Vanelli, era quasi in linea la difesa dell'Ocasa Falconara, poi Tati che adesso deve battere la rimessa mentre si prepara a rientrare Coppari al posto di Dincecco. 7,34, sempre 1-0 per effetto della rete di Pato. Coppari ancora per Pato contro Isa Pereira, cambia allora strada, va con l'esterno da Tati, poi in avanti a prendere la difesa alle spalle, c'era riuscita, servizio però troppo lungo. Sestari, si avvicinano Cortés e Isa Pereira, scelta quest'ultima, e il Pidio. Isa Pereira per Cortés, si sbraccia il Pidio che vuole il pallone contro Vanelli, saltata Vanelli e il Pidio, arriva però Tati in chiusura, recupera Isa Pereira proprio sulla linea dell'out di sinistra. Balardin, scarico per il Pidio, Pereira, ancora Cortés, sale subito Pato che va a sporcare il pallone, rimessa dell'Ocasa Falconara, cambio effettuato tra Aida Sciascio che rientra in campo e Pato che si va a sedere in panchina. La rimessa laterale per Isa Pereira, Cortés e il Pidio, un'altra delle ex del match, una di quelle ricordate con più affetto perché proprio da un suo rigore finale è arrivata la vittoria in Coppa Italia del Montesilvano che non aveva mai messo quel titolo in bacheca. Sestari con i piedi, lunghissimo, direttamente sul fondo. Rozzo al posto di Vanelli, e tra le 12 Manieri che mancava dal 6 ottobre della partita quindi contro la VIP, l'unica sconfitta del percorso, però non è ancora entrata in campo, forse ancora non in perfette condizioni. Intanto anticipo perfetto da parte di Isa Pereira mentre Cortés cerca di mantenere il pallone in gioco, ma c'è il time out chiamato dal Pescara, quindi un altro minuto di pausa, l'ultimo prima dell'intervallo. Mancano 6 minuti e 9 secondi, risultato 1-0 per il Pescara.
prima sirena, attendiamo anche la seconda per rientrare in campo. Questa volta il time out è stato chiesto dal Pescara, siamo sempre sul vantaggio minimo per la squadra di casa, vantaggio realizzato da Tato. Tati, pronta alla rimessa, quasi sulla linea di centrocampo. All'indietro per Coppari. Rozzo contro Balardin, va a sfidarla la numero 7, rimane sulla corsia di sinistra, poi l'anticipo di Pereira su Sciascio e il Pidio che prova a girarsi, arriva ancora Sciascio che guadagna la rimessa. Va Coppari, si avvicina al punto di battuta, il pallone rimane sotto il braccio di Tati. Per Coppari, all'indietro da Tati, l'appoggio di Sciascio, Rozzo il pallone sul mancino, torna poi tra piedi di Sciascio che allontana il pallone cercando Rozzo, trova soltanto la rimessa per l'Ocasa Falconara. Sestari in avanti, scappa Isa Pereira, controlla con il petto, mette giù, arriva Cortés, all'indietro da Balardin con il mancino per il Pidio, in comprensione con la numero 7, poi Isa Pereira ci mette una pezza, ancora Balardin per Isa Pereira, attaccata da Coppari, si stacca Balardin per ricevere, porta il pallone sul destro, ora per il Pidio, doppio passo, saltata Sciascio, raddoppio con Tati, rimessa ancora dell'Ocasa Falconara con il Pidio. Sestari guadagna la metacampo avversaria, un po' di respiro anche per le marchigiane. Sestari scambia di nuovo con Balardin che torna da Sestari, indietreggia il Pescara, quasi un invito alla conclusione effettuata in precedenza. È servito l'intervento di Mascia per mandare il pallone sul montante, ancora Sestari che ci prova con la punta, pallone basso non troppo distante dal bersaglio che conta. Intanto Mascia, il lancio, poi riparte subito l'Ocasa Falconara con il gol di Cortés, il pareggio sull'assist di Isa Pereira. 1-1 a 4:42, tutto in equilibrio di nuovo al Palarigopiano dopo la rete di Leti Martín Cortés. Uno a 1 dopo 15 minuti e 18 secondi di gioco. Cambia di nuovo il punteggio con la rete di Cortés, servita a sinistra da Isa Pereira. Sciascio, Tati, va da Rozzo, scappa via a sinistra, bene fino in fondo, in mezzo per Sciascio, anticipata da Pereira, una trattenuta su di lei vista dall'arbitro mentre riceve un colpo fortuito. Sestari, era di spalle Rozzo che ha cercato il tacco, colpita involontariamente alla testa Sestari che rimane a terra. Non l'ha vista assolutamente Rozzo che era di spalle, però sicuramente un colpo che fa male per Ana Sestari. 4:32 prima del riposo, dello scadere dei primi 20 minuti effettivi. Al gol di Pato ha risposto Cortés, che finora aveva segnato soltanto una rete, adesso il raddoppio personale con un gol importante. Balardin per Cortés, ancora per Balardin che lascia Sestari. Isa Pereira prova a saltare Sciascio, pallone portato fuori mentre si lamenta per il retropassaggio la panchina del Pescara. Diceva che non poteva toccarla Sestari. Tati contro Balardin, va a destra poi a sinistra, un'altra finta, Sciascio in mezzo, esce benissimo però Sestari che ora esulta, carichissima la numero 1 dell'Ocasa Falconara. Tati, imbucata, buona per Coppari che si gira sul mancino, il sinistro intercettato ancora da Sestari, grande azione di Coppari in insolita posizione di pivot, si è girata bene e poi il mancino potente sul primo palo. Sciascio, Rozzo
ne ha due addosso, non riesce a girarsi, chiusa nella morsa di Isa Pereira e Cortés. Falconara Le, si sente l'urlo nel pubblico delle Citizens, mentre Sciascio può rimettere in gioco. 3:52, 1-1 in mezzo, tocca a Isa Pereira, tiene un tocco di mano il Pescara, rilancia Isa Pereira in avanti per Cortés, lungo però, provato a tenere il pallone in gioco. Al cambio Ballardin e rientra Praticò come riferimento lì in avanti. Tati per Rozzo, Vanelli a destra, molto larga, attaccata ora da Praticò. Rozzo, Tati, Rozzo non riesce ad agganciare, rimessa di fronte alla panchina dell'allenatrice Domenichetti, che è arrivata tanti anni fa al Montesilvano, ha disputato la prima partita e ha vinto la Supercoppa contro la Lazio. Eravamo al Pala Roma, oggi invece al Pala Rigopiano per l'11ª giornata del girone di andata della Serie A Fables. 1-1, perde il pallone Isa Pereira, poi lo va a recuperare, si distende Sestari ed evita anche l'angolo. Cortés, Isa Pereira porta il pallone con la suola, arriva a Rozzo con i tempi giusti su Elpidio, riesce ad interdire ma non a costruire. Elpidio, Praticò a sfidare Tati. Elpidio ancora per Cortés, che manda il pallone in avanti nella zona di nessuno, controlla con la massima calma Tati, che riparte da Mascia. Vanelli in avanti con il mancino, va a saltare Pato, va a saltare anche Cortés, pallone che non viene toccato da nessuno. Allora Sestari rimette corto per Aline Elpidio, chiama il pallone a sinistra Isa Pereira, gira ancora per Praticò, almeno prova a farlo perché arriva Vanelli da quelle parti, poi Praticò, il pallone è uscito del Pescara. Tati, si sistema la difesa dell'Ocasa Falconara, in mezzo Vanelli, Pato, fermata bene da Praticò che si rialza, va in avanti, contropiede, chiama il pallone a linea Elpidio con il destro, troppo debole, si distende bene in tuffo Mascia. Vicina al sorpasso comunque la formazione del Falconara con questa ripartenza ben sventata da Mascia. Ora Pereira che ruba il pallone al Pescara, in mezzo, recuperato bene da Vanelli che ha davanti a sé soltanto Elpidio, è fermata. Tati di prima per Pato, a destra c'è Valentino, la conclusione personale, fermata da Isa Pereira in scivolata, poi cade in area esausta Isa Pereira, ma mancano ancora 2 minuti e un secondo prima del riposo nel primo tempo. Qualche problemino anche per Cortés che ora si rialza. È rientrata Ballardin, si è raccomandata in panchina invece Silvia Praticò, deve essere asciugato il pavimento del Pala Rigopiano di Pescara. Poi si riprenderà con il corner che verrà battuto da Tati, capitano della nazionale brasiliana che ha appena vinto i Futsal Awards del 2024. Isa Pereira va via bene a Pato, poi sbaglia però il servizio per Cortés, recupera allora Valentino. Tati per Pato al limite dell'area di rigore, all'indietro da Vanelli, il mancino, forse un tocco, no, ricomincia Sestari da Isa Pereira. Cortés chiama il pallone Ballardin che ha provato a prendere il tempo a Pato, un'altra finta, rimane libero Pato. Elpidio recupera bene Valentino, serie di finte, il tocco con il mancino, poi arriva in area di rigore, il tacco all'indietro che va a servire in realtà Cortés a sinistra da Aline Elpidio che salta Vanelli, ancora Elpidio con il mancino, molto larga ora, deve rientrare e cercare una soluzione più comoda, si appoggia su Isa Pereira. Elpidio non la molla Vanelli, alla fine l'ultimo tocco è proprio della numero 12 biancazzurra. Al cambio Valentino rientra Rozzo, chiamò al pallone in velocità Isa Pereira, sbaglia Elpidio la battuta del calcio d'angolo, torna poi in posizione. 1 minuto e 4 secondi. Tati, Pato, Rozzo contro Cortés, le prende il tempo a numero 14,
poi riparte con l'esterno da Ballardin, si porta il pallone in avanti, prova a saltare Rozzo con un tunnel, recupera però il Pescara con Tati all'indietro, si stacca Rozzo, si va a sinistra allora da Vanelli contro il Pidio, con calma, 34 secondi sul tabellone, ancora da giocare. Tati, Vanelli, Pato attende il movimento delle compagne, poi sbaglia però il servizio, recupera il Pidio, ultimo strappo forse dell'Ocasa Falconara, arriva ancora Pato e il Pidio all'indietro da Ballardin, 15 secondi al cambio. Ballardin, rientra Praticò, 10 secondi ormai. Pereira per il Pidio, si propone in avanti Pereira, si arriva da Sestari da lontanissimo, la conclusione con il lob dalla lunghissima distanza, 5 decimi, si riparte con Mascia e arriva qui la sirena, 1-1, una partita molto bella, prima la rete di Pato, poi l'aggancio dell'Ocasa Falconara con Leti Cortés, 1-1. Noi ci rivediamo qui tra 10 minuti sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, a tra poco, ciao!
Ci risiamo, secondo tempo del derby dell'Adriatico tra Pescara e Ocasa Falconara, primo tempo finito sull'1-1, un gol, quello biancazzurro, da parte di Pato. Dall'altra parte invece la risposta di Leti Cortés, tutto in 4 minuti tra l'11° e il 15°. Adesso il primo tocco sarà del Pescara, proprio con Pato, autrice del momentaneo 1-0. È una delle tante ex di turno. Dopo i 10 minuti di pausa le squadre sono pronte a ripartire. Ultimo check anche tra gli arbitri. Ecco il fischio. Pato all'indietro per Tati. Rozzo contro Elpidio e Ballardin. Ancora Tati con il mancino per Pato che deve difendere la sfera dall'attacco di Isa Pereira. Pato in avanti per Rozzo con un pizzico di fretta. Sestari, Cortés, Ballardin ancora per Cortés. Elpidio scambia con Cortés, arriva però con i tempi giusti Vanelli e alla fine butta fuori l'ex tiki-taka sulla panchina del Pescara. Rozzo si avvicina a Tati in orizzontale con il mancino per Vanelli, si fa vedere Rozzo con un velo. Pato contro Isa Pereira con il mancino, Vanelli addosso a Ballardin. 36 secondi trascorsi. Tati si scalda subito, Praticò. Pato respinta fuori dall'area di rigore da Isa Pereira. Un po' di spazio per Vanelli per vie centrali, ora per Tati dalla destra. Ancora Tati, ne ha 2 addosso. L'ultimo tocco è di Cortés, rimessa per la numero 12 Gabi Vanelli, che lascia però il posto a Tati. Scambio proprio con Vanelli. Tati alza il pallone, troppo forte però il passaggio, troppa potenza impressa al pallone. Va in avanti Ballardin che dovrà vedersela con Tati, mentre rimette in gioco Cortés. Sestari da Elpidio per Ballardin sulla destra, all'indietro ancora da Isa Pereira. Giro palla che passa dai piedi di Cortés. Rozzo in palleggio elegante 3 volte in mezzo, poi per Vanelli con il mancino che distende bene Sestari, il pallone che rimane lì, poi agguantato dalla numero 1. È stata bellissima e elegante l'azione di Natalia Rozzo. Ora la chiusura di Tati su Isa Pereira, 18:37 al termine. Isa Pereira, il taglio in mezzo di Ballardin che riceve proprio al limite dell'area di rigore, la va ad ostacolare Rozzo, pallone buttato fuori, rimessa conquistata dall'Ocasa Falconara. Rimane lì Ballardin per la battuta, in mezzo Cortés, si avvicina Isa Pereira con il mancino, tocca Vanelli, corner. Questa volta va Cortés sul pallone. Pallone per Elpidio che sbaglia però completamente con il mancino. Mascia. Pallone lasciato per Tati. Leggera pressione di Cortés che lascia poi Tati e va a prendere la marcatura di Vanelli. Tati contro Isa Pereira. In mezzo per Rozzo, perché ha spazio per il destro, lo trova ma c'è prima il tocco di Ballardin. Calcio d'angolo. 18:12. Va Tati con calma a riprendere il pallone. Sarà lei a battere il corner. All'indietro c'è Rozzo, al limite Pato, cercata, poi Ballardin che tocca, praticamente un passaggio a Sestari. Riparte Ballardin, intercetta però bene Vanelli, poi è tornata anche Ballardin. Sestari bene su Isa Pereira, mentre si lamenta un po' Vanelli che chiedeva il fallo. Si continua a giocare Ballardin. Cortés, Pereira ancora da Cortés. Elpidio contro Rozzo, tanto movimento da parte della numero 16, velo per lasciare il pallone poi a Cortés, l'anticipo di Vanelli su Ballardin. 17:40 al termine della 11ª giornata, anticipo della Serie A Fables. Vanelli ha recuperato, pallone rimesso in gioco bene per Rozzo,
attaccata però da Elpidio, salta anche Ballardin, la conclusione con il mancino, tocca Sestari che poi va a caricare tutta la difesa e richiama Cortés che era andata in avanti, invece c'è da battere il calcio d'angolo per il Pescara, tutte nell'area di rigore. Movimento di Rozzo, si stacca Vanelli, pallone per Rozzo al volo contro Cortés, Vanelli va ad attaccarla Isa Pereira, poi sbaglia Vanelli l'appoggio. Cambio effettuato tra Ballardin e Praticò appena rientrata in campo. È arrivata nel 2019 Praticò all'Ocasa Falconara. Prima aveva segnato 41 reti con il Lamezia. In avanti il servizio era proprio per la numero 5. Troppo profondo, Mascia. Vanelli. Per Pato, prova a girarsi ma trova Isa Pereira, ancora Pato in possesso del pallone, in scivolata Isa Pereira senza fallo, continua il duello tra le due, l'ultimo tocco è di Pato, lavoro efficacissimo di Isa Pereira, mentre si scalda Sciascio pronta a rientrare, dentro anche il capitano Dincecco. Continuano a osservare in piedi l'andamento del match, sia Ferrara che Belli, grandi assenti oggi. Tati contro Praticò che non la lascia, ancora Tati che allarga per Dincecco, si fa vedere Pato, viene incontro anche Tati per Vanelli, scambio tra le due, Tati, c'è Praticò su di lei, allarga allora per Vanelli, Pato in mezzo, Dincecco si era mossa bene, è arrivata poi ad arpionare il pallone Praticò, il pallone adesso è per Elpidio, rientra però Vanelli e va al cambio dopo l'intervento difensivo. In campo Coppari, capitano della nazionale italiana, che sarà impegnata a Prato nei giorni 14 e 15 gennaio contro il Portogallo. Elpidio con il mancino, Mascia in tuffo, poi un problema, un colpo per lei, si tocca l'orecchio sinistro, di vicino rimangono Dincecco e Praticò, chiede scusa, colpo comunque involontario così come era stato per Rozzo su Sestari. Fischiati soltanto 2 falli nel corso del primo tempo, nessun cartellino sventolato, partita ultra corretta e di livello molto alto, ritmi veramente velocissimi. Tati, Sciascio, ancora Sciascio, prova a saltare Ballardin, trova poi la chiusura di Sestari. Cortés, taglia Elpidio, all'indietro da Ballardin, scende a ricevere ancora Elpidio contro Tati, stava arrivando Cortés, ha messo il piede al momento giusto Tati, ma non è riuscita a guadagnare la rimessa, con grande disappunto della numero 44 che dice hai sbagliato. Inizia a contare l'arbitro Cortés. Elpidio aggancia Praticò, prova a girarsi, ancora Cortés, gira per Elpidio, pallone arretrato, deve rincorrerlo la numero 11. Anticipo di Dincecco su Praticò, ancora Dincecco prova a riproporsi, di fronte a sé Elpidio, e allora Tati alza il pallone ancora per Dincecco, la conclusione fermata sul primo palo da Sestari, ha fatto tutto molto bene Dincecco, lo scarico per andata in profondità, pallone delizioso di Tati, controllato e calciato in porta. 15:32, calcio d'angolo, Tati, blocco di Dincecco che restituisce a Tati, pallone che filtra dalle parti di Sciascio, il mancino fermato da Ballardin con il destro, ancora Ballardin che non riesce però ad evitare l'ostacolo Sciascio. Mascia, Tati, Sciascio di prima lascia praticamente a Dincecco contro Praticò, le spinte di Praticò che riconquista il pallone, non la lascia a Dincecco e lo va a riprendere a sua volta, ancora Dincecco in azione, sempre Caparbia la numero 5 biancazzurra, pallone troppo lungo da Tati per Coppari, continua il riscaldamento di Valendino, rientra in campo Isa Pereira al posto di Elpidio. Cortés, Ballardin allarga ancora per Cortés, sbaglia però il controllo, rimessa per il Pescara con Tati, Sciascio all'indietro con l'esterno, Dincecco,
scarica ancora per Sciascio, pisata elegante, Coppari, trama del Pescara con Dincecco di nuovo, Coppari, suolata e poi lo scarico per Tati contro Cortés. Ancora Tati va a cercare spazio, il pallone che passa per Sciascio, combinazione che porta a calciare Tati, sbilanciata, colpisce soltanto con una mezza punta. Bellissima l'azione, il va in velocità, meno la conclusione. Isa Pereira, Balardin ancora per Isa Pereira, pallone buono per Praticò che controlla, arriva Balardin, prova a scaricare ancora per Praticò, troppo debole il passaggio. Sestari, 5:45 trascorsi, Balardin per Cortés, in parallela ancora per Balardin, attaccata da Sciascio, la conclusione di Balardin fermata senza troppi problemi da Mascia sul primo palo. Dincecco, attaccata ora da Isa Pereira, va sulla fascia, all'indietro ora da Coppari, ancora sulla destra da Sciascio, in mezzo Dincecco, pallone restituito a Sciascio con l'esterno, buono in mezzo per Coppari, anticipo di Balardin con la testa, Cortés all'indietro, si è inserita però ancora una volta Dincecco con minuti di qualità, il capitano fino in fondo per Cortés, era a terra Dincecco, si continua a giocare, Isa Pereira 3 contro 1, sale anche Praticò a sinistra, Cortés, servita, il gol di Leti Martin Cortés, doppietta personale. Sorpasso dell'Ocasa Falconara, Pescara 1, Ocasa Falconara 2. Ha fatto tutto benissimo Isa Pereira nella conduzione del contropiede che ha portato poi al sorpasso dell'Ocasa Falconara. 6 minuti e 29 secondi sul cronometro, doppietta di Cortés per il vantaggio. Chiamato a gran voce il nome di Leti Martin Cortés dai sostenitori del Falconara. Abbiamo ricordato prima, aveva segnato soltanto un gol fino ad oggi Leti Martin Cortés, ne ha realizzati 2 in una partita importantissima, sfida per il secondo posto. E ricordiamo che le formazioni al fischio iniziale erano appaiate al secondo posto con 23 punti, adesso virtualmente l'Ocasa Falconara è sopra, ma ci sono ancora 13 minuti e 24 secondi da giocare. Mette giù Balardin che prova a servire Cortés, anticipo di Valentino, ripartita da Rozzo, rientra in posizione Cortés, Isa Pereira va a prendere la marcatura di Rozzo che prende spazio centralmente, scaricato per Valentino con il destro, in tuffo Sestari. Personalità di Valentino, è entrata veramente per pochi minuti nel corso di questo match, ma sempre pronta, così come richiede amparo a tutte le più piccole, minuti di spessore come quelli che ha fatto vedere fino a questo momento Discaro, che oggi non è entrata, ma come sta facendo adesso vedere Valentino. Elpidio controlla con l'esterno, Balardini prova a girarsi, conclusione fermata da Coppari. 12:49, rientra Praticò al posto di Cortés, che può essere super felice della sua prova. Balardin in mezzo per Isa Pereira, è arrivata Coppari all'ultimo secondo, altra rimessa laterale, mentre è pronta a rientrare Vanelli che continua a dare indicazioni a Valentino. Elpidio in mezzo, anticipa Sciascio, ancora Sciascio, bene, poi ha cercato il filtrante, riparte Praticò, la conclusione con il destro, c'è Coppari però da quelle parti che aggira anche Praticò, tornata alle sue spalle, il tocco e mette fuori il pallone. Valentino ringraziata nelle interviste settimanali ha ringraziato Vanelli proprio per la sua pazienza nel percorso di crescita della numero 27. Ha detto Valentino: Gabi mi dà tanta fiducia. Intanto la conclusione di Coppari, fermata ancora una volta in tuffo da Sestari. Coppari si avvicina a Sciascio, il mancino, il pallone che arriva in area di rigore dalle parti di Valentino, che non può però controllare. E la Sestari è un portiero, il coro dell'Ocasa Falconara,
per la numero 1 ospite, anche se definirla ospite è improprio, visto che questa è stata casa sua per 8 anni. Intanto Sciascio, il mancino sul primo palo, ancora Sestari, quasi con un sorriso, chiude sul primo palo. Coppari con la testa Cortés, al volo Sciascio su Isa Pereira. Rozzo la va ad attaccare Praticò, chiama il pallone Valentino e lo riceve. Cortés in copertura sulla sinistra, allora Rozzo. Valentino attaccata bene da Isa Pereira, alle sue spalle poi Sestari di prima per Elpidio. Isa Pereira gira bene da Cortés, in avanti pallone alzato da Praticò che gira a Rozzo, non ritrova poi la sfera, agguantata bene da Mascia. Al cambio Sciascio, rientra Tati, dentro anche Vanelli al posto di Coppari. Rozzo, Tati, Rozzo, pallone che non arriva per pochissimi centimetri a Valentino. Continua la lotta tra Rozzo e Isa Pereira, poi Valentina all'indietro, Praticò si inserisce bene in anticipo su Vanelli che torna, poi Cortés da terra si rialza, il duello vinto però ancora una volta da Vanelli. Valentino servita a destra, rientra in posizione Praticò, 10:58. Tati, Rozzo contro Elpidio, Tati si è allargata a destra Vanelli che riceve, ancora Tati, Rozzo su di lei Elpidio, alle spalle della difesa Vanelli, controllata ora da Isa Pereira, il pallone che passa da Rozzo sul vertice per Vanelli, all'indietro ancora Rozzo contro Praticò, numero 7 scarica a destra da Vanelli. Rozzo, pallone fermato bene da Praticò. Vanelli al cambio Valentino, dentro Pato. Rozzo, Tati ancora da Rozzo, scambio tra le due, Tati in verticale per la pisata di Pato per Rozzo, continua l'azione del Pescara e arriva poi Isa Pereira senza complimenti ad allontanare il pericolo. Mascia in avanti, Isa Pereira, altro anticipo, cerca di tornare in velocità Vanelli con il fisico, poi c'è Tati che dice di qui non si passa. Ha continuato la sua corsa fino in fondo Isa Pereira che con un sorriso ora torna in posizione sotto il pubblico che va ad urlare il suo nome. È un altro coro dedicato alla squadra. Elpidio contro Rozzo, chiama lo schema a gran voce Cortés che si avvicina al pallone, invertono le posizioni Elpidio e Ballardin. 9:49. Cortés in mezzo, le manone di Mascia, si distende in avanti soltanto Pato. Tati ricomincia dal basso la manovra del Pescara, già dall'altra parte per Pato, in mezzo per Rozzo, Sestari, Cortés, salta netto Vanelli, ancora Cortés, sta rientrando Pato, saltata anche lei, allargato il pallone per Elpidio, esce Mascia proprio al limite, deve fermarsi, pallone per Ballardin sulla linea di porta, Pato che ferma l'azione. 9:24, gioco bellissimo qui al Palarigopiano. Ballardin all'indietro, Cortés che ha creato una grande chance per le sue. Sestari con i piedi salta alto più di tutti. Tati, rimessa laterale, arriva Cortés. In giornata pazzesca Leti Cortés, non solo la doppietta ma anche una bellissima azione personale che stava portando al tris delle marchigiane. Alza il pallone Sestari, non c'è intesa con Elpidio, Mascia la porterà vuota, ci ha provato con i piedi, lascia scorrere Sestari con le mani. Ballardin mette giù, scarica bene per Cortés, appoggio sicuro sulla spagnola. Elpidio va in chiusura Tati, in mezzo a Ballardin, anticipo però di Vanelli, poi il duello con Cortés vinto dalla spagnola, se la prende un po' Vanelli che lascia lì il pallone, poi allarga le braccia verso il direttore di gara come a dire era mia la rimessa, indica la posizione esatta l'arbitro, arriva Elpidio, Cortés, Pereira, ancora Elpidio che sbaglia però il servizio in parallela, non c'era comunque nessuno sulla fascia. Tati
per Vanelli. 8:36 al termine. Pato chiama il pallone, attaccata da Pato, poi da Cortés che ruba un altro pallone e il Pidio va via a Pato, tutto quella sola, Mancino, poi il destro con la punta fuori però. Mascia, corto per Dincecco, Tati va in avanti, Dincecco a ricevere il pallone, salta Ballardin, poi arriva Cortés che prova ad alzare il pallone e interviene di nuovo Dincecco che non molla fino all'ultimo. Pereira allarga bene per Alin del Pidio, respiro alla manovra delle marchigiane che riparte ora da Ballardin, Cortés, Isa Pereira, ancora per Cortés, in avanti per Ballardin, è uscita benissimo Mascia che ha letto il pericolo con un giro d'anticipo. Rientra Silvia Praticò e il Pidio. Cortés di nuovo di prima, movimento di Praticò che si era liberata della pressione di Dincecco, intanto Pato che appoggia per Vanelli con il mancino, c'è da quelle parti un muro che si chiama Isa Pereira, chiama il cambio Cortés guardando mister Domenichetti. 7:45, Vanelli si avvicina a Pato, pallone scodellato per Tati al volo, si coordina però male, molto male per quelle che sono le sue qualità eccelse. Sestari e il Pidio da Isa Pereira, fermata da Dincecco ma la rimessa è ancora dell'Ocasa Falconara. 7:39 al termine, sorpasso delle marchigiane dopo aver inseguito la rete di vantaggio di Pato, 2 volte Cortés a colpire e il Pidio. Isa Pereira prova di nuovo il dribbling su Dincecco, questa volta riesce, Isa Pereira salta anche Tati, in mezzo il pallone è scivolata Vanelli, poi riparte velocemente Pato, fermata da Ballardin, ancora 3 contro 1, Ballardin per Praticò, sul secondo palo non aggancia Ballardin, non aggancia neanche Isa Pereira perché è tornata Dincecco, si lotta davvero a tutto campo ma a centrocampo c'è Pato a terra, quindi bisogna fermarsi. Ginocchio, smorfia di dolore sul volto di Pato, un contrasto a centrocampo, movimento del ginocchio che purtroppo non sembra una cosa lieve perché sta piangendo Pato, vediamo adesso, aiutata a rialzarsi, portata, no, esce via con una gamba sola praticamente, dice no, non ce la faccio a continuare, scuote la testa, problema al ginocchio sinistro per Pato che è uscita zoppicando praticamente su una sola gamba. Ancora 7:11 da giocare, cercheremo di farvi sapere delle condizioni di Pato. Intanto Dincecco all'indietro per Tati contro Praticò, fermata la numero 44. Intanto il coro per Erika Ferrara che ringrazia, c'è solo un capitano, mentre c'è un altro time out chiamato questa volta dal Pescara, primo break di questa ripresa, mancano 7:02 il punteggio, dice Pescara 1, Casa Falconara 2.
Torniamo in campo, 7:02 ancora da giocare. In vantaggio il Falconara con la doppietta di Cortés. Dall'altra parte Pato, che purtroppo poco fa è uscita per un problema al ginocchio che sembra serio. Gira di prima Coppari per Tati, ancora Tati contro Pereira, il pallone che passa dalle parti di Rozzo. C'è però Sestari lì a dirle di no, a sbarrare la strada la numero 7, che si era girata benissimo in pochi centimetri in area di rigore. Tati all'indietro per Coppari, attaccata da Cortés. Sciascio prova a gestire il pallone e a saltare Ballardin. Arriva alla chiusura in appoggio da parte di Sestari. Ancora lei che può ripartire appoggiandosi su Ballardin. Di prima Pereira in avanti, Rozzo in anticipo a centrocampo. Arriva da quelle parti Ballardin, Rozzo passa da Coppari. Ancora Rozzo, movimento in avanti di Coppari, pallone ricevuto a sinistra da Sciascio. Rozzo, Sciascio di nuovo, Tati. Va in pressione Isa Pereira, le finte di Tati, non si sposta Isa Pereira, continuano le sterzate di Tati, fermata l'imbucata ancora da Isa Pereira. Un altro confronto bellissimo, mentre Rozzo cerca spazio per calciare, lo trova ma arriva Elpidio in scivolata a deviare la traiettoria. Un tiro che era destinato sicuramente alla porta, finisce fuori di mezzo metro grazie all'intervento della numero 11. Tati in mezzo per Coppari, Ballardin con il mancino sulla schiena di Cortés che si ritrova lì il pallone. L'ultimo tocco è di Tati, ancora Cortés, non è a distanza Tati, lo è in questo momento. Cortés con la puntata in avanti per Isa Pereira che rinuncia alla corsa verso Mascia. Tati davanti per Sciascio, pallone telefonato però per Sestari che rilancia lunghissimo con il pugno. Mascia che da terra, Isa Pereira non c'è nulla, Mascia che l'aiuta a rialzarsi. Un bel gesto da parte di Mascia nella partita contro il CMB. Ha giocato con la maglia di Belli e quando ha segnato l'ha mostrata facendo vedere il numero 9 di Federica Belli. Una vittoria che tutta la squadra ha dedicato alla sua giocatrice. Pronta ad Incecco a rientrare. Tati, Rozzo. Ancora Tati, 5:43 da giocare, Pescara sotto di 1. Rozzo, Vanelli, Rozzo, Tati. Allarga per Rozzo che prova a saltare Praticò, fermata però sulla destra. Tati, rimessa per Rozzo. Ancora Tati contro Praticò, le ruba il pallone, Tati va a riprenderselo. Vanelli scambia con Tati, buono movimento della numero 44, ora per Rozzo a sinistra contro Elpidio, rientra Rozzo, Vanelli, recupero della 12 e scambia ancora con Tati, con il mancino, taglia tutto il campo per Sciascio con il mancino. Conclusione potente di prima intenzione, era sulla traiettoria Ana Sestari. 5:05 all'inizio Elpidio. Cortés di prima, bene per Praticò che mette giù il pallone, si gira, Mascia in due tempi. Rozzo, Sciascio, ecco il cambio di Incecco al posto di Rozzo. Tati, Vanelli porta il pallone con il mancino, scaricato poi con il destro. Tati ancora per Vanelli, si fa vedere D'Incecco, la respinge all'indietro Cortés, poi con intelligenza al tocco del capitano con il tacco per Vanelli. Ancora lei ad impostare l'azione, movimento in mezzo da parte di Sciascio. Vanelli in orizzontale per Tati, si è mossa a sinistra di D'Incecco, si passa da Sciascio sui 10 metri, è arrivata però la copertura di Cortés. Tati, sta per entrare anche Coppari e Elpidio bene in chiusura in diagonale su Sciascio che era andata al vertice. Ora in panchina rientrano Coppari, portiere di movimento per il Pescara con Rozzo. Tati vuole recuperare la rete di svantaggio e Pescara ora ci prova con il power play. Tati in mezzo per D'Incecco. Vanelli, 3:46, maglia di diverso colore per Rozzo,
che interpreta il portiere di movimento del Pescara, chiamato pochi secondi fa dall'allenatrice Amparo. Tati a destra, Vanelli ancora in mezzo per Tati, Dincecco, Roso ha pensato per un attimo a calciare, poi ha servito Vanelli, un attimo di esitazione che stava per permettere all'Ocasa Falconara di recuperare la sfera. Possesso sempre biancazzurro con Tati, chiama le posizioni di Dincecco che rimane al centro, si avvicina Coppari, poi Vanelli violentissimo su Ballardin. Dincecco richiamata in panchina al suo posto Valentino. Tati scappa via a sinistra, prolunga per Rozzo, ben appostata la difesa dell'Ocasa Falconara. Tati 2,57, ancora Tati, pressione ora di Elpidio, gioco allargato da Vanelli con il destro, Sestari, la porta è vuota, ha perso forse il tempo giusto, prova comunque a calciare sul fondo. Occhiata alla panchina da parte di Tati, sta rientrando in posizione Mascia, 2,44, rimane con la maglia del portiere di movimento Rozzo, che rientrerà appena l'occasione sarà utile, e lo è adesso che il possesso è di nuovo della squadra di casa. Tati, Rozzo, e Isa Pereira, poi Rozzo ancora per Tati. Da quelle parti ancora Isa Pereira, Rozzo, un po' di spazio in mezzo con il mancino, ci ha provato e il Pidio ha chiuso. Coppari, Rozzo, Tati in mezzo, allontana Ballardin, mette giù Rozzo, 2,10. Vanelli per Rozzo, Tati contro il Pidio, ancora Rozzo per Vanelli, possesso continuo del Pescara. Valentino si è mossa sul vertice, Coppari mette in mezzo, c'è il tocco di Ballardina a intercettare, alza il pallone all'Inelpidio, arriva Cortes in anticipo su Vanelli, poi bene Coppari, mette il pallone, rimane in mezzo, pericoloso, allontanato da Rozzo, è servito poi per Tati. Coppari allarga bene per Vanelli, Coppari lascia per Tati, 1,27 e ancora per il Pescara per cercare di arrivare quantomeno al pareggio, +1 creato dalla doppietta di Cortes. Coppari, il pallone non passa, c'è Ballardin, poi Valentino Murata. Rozzo, Valentino, Coppari, tocca per un attimo Elpidio, Rozzo a destra, spazio per calciare in mezzo a Ballardin, allontana ancora Isa Pereira, 58 secondi, 57 e 56,6, si riparte da qui. Rimane nella metà campo l'Ocasa Falconara che vuole difendere con i denti il risultato, aiutato dal pubblico che si fa sentire caloroso. Tati in mezzo, Rozzo, la spinta con esperienza di Cortes, pallone per Valentino. Tati, Valentino, Rozzo a destra, la conclusione, c'è Coppari lì e c'è il gol di Coppari a 35 secondi dal termine, il pareggio di Ludovica Coppari, la ripresa al Pescara con il portiere di movimento. 19,25 sul cronometro, 35 secondi che mancano. Coppari, continuano ad essere gemelle le deformazioni, in questo caso anche nel punteggio, e adesso l'ultimo time out di questo match lo richiederà l'Ocasa Falconara con mister Domenichetti. 1 minuto di riposo anche per noi, poi 35 secondi e dritti al termine del match. Nel prossimo turno il Pescara affronterà la kick-off
la capolista della Serie A Fables, mentre per l'Ocasa Falconara ci sarà il CMB Futsal Team. Partite molto impegnative per chiudere il girone di andata. E adesso per chiudere questa partita mancano 35 secondi, quasi 36, che nel calcio a 5 bisogna sottolinearlo. Decimi che fanno la differenza nel futsal. Adesso il primo possesso sarà dell'Ocasa Falconara, che deve rimettere in gioco dopo la rete di Coppari per il 2-2. Cortés, Sestari, scarica ancora per Cortés, di prima allarga per Elpidio che cerca l'aggancio, impossibile. 24 secondi. Formazioni che continuano a rimanere appaiate in classifica. 30 punti virtuali, lancia alto Mascia con la testa di sapere all'indietro, non può evitare l'angolo. Sestari che poi cerca di allontanare il pallone, va a richiamarlo direttamente il direttore di gara. 18 secondi. Vincecco, Vanelli prova a calciare, trova lì nel Pidio. 16 secondi. Vincecco, la finta di Vanelli, riceve Tati, Coppari contro Cortés, Tati ancora, sale Isa Pereira. Tati, 5 secondi, 3 secondi, Ballardini attacca Vanelli, pallone recuperato dall'Ocasa Falconara. Occhiata al cronometro da parte della numero 7. 3 secondi e 4 decimi. Lancia alto Ballardin, salta Mascia, calcio d'angolo. 1 secondo e 2 decimi. Davvero l'ultima azione di questa partita, bellissima, tra le due formazioni che occupano il secondo posto alle spalle della kick-off. 1 secondo e 2 decimi ancora. Va Cortés sul calcio d'angolo. Movimento in mezzo, arriva Mascia e arriva anche la sirena. 2-2 tra Pescara e Ocasa Falconara. Tutto sommato il risultato più giusto per una gara che ci ha fatto divertire per 40 minuti effettivi. Prima Pato, poi il sorpasso con la doppietta di Cortés e alla fine Coppari con il portiere di movimento che l'ha ripresa per il Pescara. 1 punto a testa. Continuano a rimanere a braccetto le due formazioni. Domani giocherà anche il Tiki Taka, che era seconda fino a questo anticipo, e domani se la vedrà con il Bitonto, classifica che sta per definirsi anche in alta quota, mentre rimane un pass da segnare per la Final 8. Vi ricordiamo soltanto il punteggio: al Paragopiano è finita 2-2, una partita molto bella. Applausi meritatissimi per entrambe le formazioni, che ora si salutano con grande calore, con grande affetto. Facciamo soltanto il nostro in bocca al lupo a Pato, sperando che non sia nulla. Da parte di Silvia Venditti e Massimo Lupacchini è davvero tutto. Vi salutiamo dal Paragopiano, buona serata, ciao!